Cose te. A monè, a macchiare. Sogno Cesare. Mezzi è chi tocca comanna. Non è a cammesa compa. E quanto fete fai seccare lo sanno. Ma cancia di tristacci però. Sogno qua fuori. Testi di... Cioè io mi sto emozionando con poco. Ora noi ci cambiamo e sicuramente avremo un vestito, non lo so, un po' come me, no? Saranno un po' così, un po' come me. Tipo così, no? Un po' di picciotto. Vediamo se è come sogno io. Vediamo. Diciamo che Vignaiolo e Vignaiolo ruggine di carbone. Caruso, soldato. Ma questo si deve sbloccare più avanti. Ok? Quindi io direi mettiamo un bel Vignaiolo in bianco perché ci rispecchia. Taglio rasato e la coppola. Però non me la puoi tenere bloccata la coppola. Io la voglio sbloccata. Niente, ce la dobbiamo guadagnare la coppola. Quindi andiamo così. Semplice, semplice. Vai. Ah, ora sì che siamo belli. Abbiamo pure la benda che possiamo utilizzare per curarci. Perfetto. Quindi ci sta dicendo il gioco che ci possiamo curare premendo in basso. Quindi medica le tue ferite. Vai. Non ci abbasciano una pari di vestiti nuove per essere renoce. E giustamente lo devono accettare prima. C'è una consegna da caricare. Ok, andiamo a prendere questa consegna. Oh, bravo. È capace che acchiottai di mangi. Capaci. Hai capito? Un tardi secare a fotterete qualche bottega. Che io saccia riconoscere un ladro quando lo vedo. Noi siamo uomini d'onore, Enzo. Cioè Enzo, com'è che si chiama lui? Cesare. I veri a decasce sopra il tavolo. Caricale sul carretto qua fuori. Va bene, capo. Amone, caricammo, va. Chi si ca? Ma ne vere a voce. E a cura. Rompe magari una bottiglia e lui che ti scippa i cogliona. Ti scippo i cogliona. Ok. Bella questa cosa che ci dicono che appunto dove vanno spedite. No, vabbè. Bellissimo. Bellissimo. Beh, c'è Palermo, quindi è molto vicino Palermo, ragazzi. Quindi è inutile a dire. Chi doca faccio un so cazzetore. Cioè, sembra quasi un simulatore. Ah, tu hai senza a fare ce fare. È incapace che non è una cosa completamente inutile. Che, vuoi fare te amico con chi di con le zolfo? Ah, ma cosa inutile mi dicesti, dai. Ti spostaste e decasci. Valerio, ma dare tempo. A me mi pare che ti stai raspando e bad. Sì. Ah, o caroso. Uno fare già si renta me officina. Guarda come ci stanno trattando tutti bene, Siamo il nuovo arrivato e quindi già tutti che hanno la puzza sotto il naso non vogliono che entriamo in officina, ci prendono un po' per inutili, ci dobbiamo sbrigare, ci pigliano per ladro. Giustamente, sicuramente Luca avrà detto qualcosa, visto che abbiamo rubato il cavallo. Chi so niente. Prova a caricare una cascia sui forni e spalle e poi mi dici. Infatti. Buono, ragione. Ragione, oh. Vedi, pure Valentina ci prende per scimunito, cioè capito la logica siciliana? Almeno io te la Ovviamente la prima impressione è sempre quasi negativa, cioè scimunito, inutile. Vabbè, grazie mille, Poi certo faremo delle cose buone per la famiglia e diventeremo giustamente picciotto. Ah, vi sai essere lui, ma. Ok, questa è l'ultima cassa di vino. E parlammo con Cesare. Finivo. Vorreste? Niente fece cascare. 5 lire vedeve. C'è magari un pacco che mi ha mandato un torrese. Minchia, è da rincia.
Tu va a piglio. Rendete utile mentre non c'è sogno. Vedi che buona Valentina. Ok, andiamo alla Valentina. Signora, la posso aiutare? Insomma, Cesare t'abbandonò. Ave che fare? Sì, Enzo, vero? Luca mi parrò assare, tia. Mi contora la pirrera. Cai quasi diversi su. Cioè, noi ci ne rispettamo. A poi te Cesare, ma io doveva fatti so, secondo i son regole. Lo capivo. Don Torrisi è un uomo giusto, Ma i quasi vuole fatti a modo suo. Ed è meglio per tia se non ci fa perdere la pazienza. La pazienza. Su davvero mi vuoi aiutare? Mi serve che mi porti una cosa in cucina. Un maiale, fresco fresco pace nei stasera. Maiale? Certo. Ti faccio vedere un ne. Ricca, un ne che mangiamo tutti io in. A succedere che hanno essere tutti cose perfetti. Posso dire che invece il doppiaggio di Valentina mi piace un po' meno? Dogo, sopra da tavola. Non parlo tanto di siciliano, ma proprio di come parla lei, come doppia. Sì, lo prendo, lo prendo. A moneta, oh. Anche come prende gli oggetti, bello, bello. Nulla di innovativo, ragazzi, però bello. Regoli che non ti scordare mai. In casa si trasi solo se ti invitano. Altrimenti non ci ammettere piere. Va bene, signora. Manci con tutti i lauci braccianti e t'affari ciuari pulito e È presentabile. Fatti l'affari to. Don Torrisi è uomo riservato e non ci piacciono chi si miscano, un non ci compete. Tranquilla. Bravo. Segui queste regole e non cercare male. È tranquillo che abboni da passi. Ok, quindi ci sta dicendo cosa non dobbiamo fare. Alla fine ricordiamo, noi lavoriamo per Don Torrisi e quindi siamo in debito. Quindi a maggior ragione noi siamo gli ultimi che possono pretendere qualcosa. Troppo assai. Mai hai visto una cosa come chissà, come onomastico. Ma guarda quanto sono belli i dettagli, ragazzi. Io mi concentrerei sui dettagli. Lo sapeva che ti trovava a casa. Ma chi vuoi? Stai controllando come sta avvenendo? Secondo me ci mancano antichi sale. Santo cielo! Auguri da banna, Enzo. Se ne fare più niente. Fiora è tutto. Fiora. Vai, Cesare, o Caruso si passò malamente. Non sa che parla. Io sempre bravo sono. Sempre bravo, sogno. Così bravo che ti faccio fare tutto il giro completo. Prossima tappa e i sad. Ta ferichi i cavalli. Ma tu sì. Saccio cavalcare. Chi sta a pecca ti sei per queste parti. Cioè, io guardo lo sfondo e... Luca dice che ti puoi testare Wow. la mia nobazione nei nostri terre. Stava foiendo. Io non ne sapeva niente di suo poiso. Assai era che dopo non si faceva bere. Non è che c'aveva chi pedo. no. Si sa ammazzare che tu si travagliare per do suo caminchia. Fidati. Beh, lo sentivo che lo pigliassi a legnata. Quindi per me a posto. E certo. Hai un ciavaglio speciale per te, Caruso. Oh, Gaspare! Enzo venne per aiutare a pulizzare i sad. Preciso, capitaisti. Già rintraccia una pala. E tu che fai? E io me ne stai a fuori. Certo. Fisco. Certo. Quando finisce, Praticamente no. Cesare è quello che guarda. Il solito siciliano che tipo uno travaglia e 100 tagliano. Noi lavoriamo e lui lì a guardare, a fumarsi la sigaretta. Lo cavolo i sad pulizzate prima di cena. Comunque, io non so se si è sentito, ma uno si lamentava che gli faceva male il culo perché forse aveva ricevuto una botta dal cavallo, una cosa del genere. Allora, prendiamo la pala. Dobbiamo pulire la stalla, ragazzi. Dobbiamo spalare la merda. Cioè, quella è merda. Ok, opla.
Ok, ci evitano di farlo, quindi andiamo direttamente avanti. Vedi, ora lui pulisce, perfetto. Così tu. Usi tu. Usi tu invece. Sogno Enzo. Travaglio qua. Fiora. Allora, Però prima non fusti sempre uno stalliere. no. Beh, non sempre potremo decidere che duca facciamo. Esatto. Può essere. Chiedo che siamo, sì, però. Vero, eh? No, grazie. Ne vedremo. Enzo. Quindi la prossima romance? Vuoi che ci conta a Luca che la settimana passata ti inisci un boidello invece che a nefichera? Per me c'è può dire, con Torrisi già mi pavavo. Quindi lui se n'è andato al bordello, Hai capito che ok. fare? Nei sa è venuto. Iddo è un caruso. Con dei capelli che può essere. Cesare, ma vedo culo e ho preparato pace, una forza annati. Veniamo ora fuori a travagliare. Dimmi a putissimo. Lui ha lavorato. Venuti puoi ittare a spada a maronna. Zio mi disse che vuole che cominciamo tra un'ora. Lo sentissi, caroso? Va lavati e date una sistemata. Non ne fai passare un petetta a tutti. Ah, certo. Cioè, Cesare veramente è il classico tizio che non vuole fare un cazzo. Sta storia di Spadaro ci fece escere l'occhi fuori. Dai, da così, sapevi se l'antico non ci rifacesse danno. Magari vado a buona casa rilassa. Tino mai vive. Dice che ci confonde un cerevierdo. Bellissimo. Io posso parlare con loro? Scusa, chi do cui era? Un suo cazzetto, picciotto. Ora qua travaglia. Cesare ci sta insegnando tutte cose. Che do era Tino? Stacci lontano, capiste? Fai come ti dice Cesare, finisce le ritini ferianno. Buono. Grazie. Perciò, finisce da rifare romane cretine, capiste? Bello. Beh, io veramente non ho... Io sto rimanendo emozionato. Io sono emozionato. Quindi questo Tino è uno serio, che non si ubriaca nemmeno per sbaglio e che tiene sott'occhio la situazione. E quindi tutti gli altri gli dicono anche di stare lontano da Tino. Perché potrebbe Ave picca, che abbustarlo si anche. figliolo. So che vieni dalla miniera. Sì. È Pure un stata parrino una c'è. vera tragedia. Hai percorso un duro cammino per essere così giovane. Il signor Torrisi è un uomo generoso. Bello è che ti ha accolto a braccia aperte. Grazie, padre. Grazie padre. Finisci. Poi mi fa la No, missa. posso. Dall'aucinenti ci arresta. Ah vai, assai travagliamo. No, Teressi. Batinni. La gentilezza è di casa. Messaggio di padre Ciccone. Giovane Enzo, la signorina Trapani mi ha informato dei tuoi recenti problemi. Hai superato grandi difficoltà, come molti degli orfani e dei disgraziati che ho visto camminare su questa terra. Sappi che il Signore ha uno scopo per te. Credo che ti abbia condotto in questo vigneto per realizzarlo. Prego che qui tu possa trovare pace e forza. Lo confesso, nella cappella sulla collina la mia porta è sempre aperta per te. Il tuo servitore in Cristo, padre Ciccone. L'unico che per adesso non ci ha mai detto mezza parolaccia. Ovviamente è un padre, quindi ci sta. E qui invece cosa ci ha dato? Un ornamento. San Celeste è il patrone della Valle Dorata. A ogni statua di San Celeste trovata ottieni un ornamento. Ogni ornamento equipaggiato conferisce un effetto bonus di gioco. Ok. Esistono due tipi di ornamenti, i medaglioni e le perline, che ovviamente sono tutte cose di preghiera, devoti a qualche santo. I medaglioni sono più rari e forniscono effetti più potenti. Sblocca altri slot ornamento migliorando il tuo rosario. Perfetto.
Cioè qua abbiamo il rosario da potenziare. Invece di avere qualche arma o qualcosa da potenziare, abbiamo il rosario. Per equipaggiare un ornamento, vai alla schermata degli ornamenti nel menu di pausa, dove potrai vedere gli ornamenti che hai ottenuto e assegnarli agli slot del tuo rosario. Ok, vedi che c'è il crocifisso e c'è il pendente. Spiaccello tu, per cortesia. Bernardo, assiettati. Assiettati, Bernardo. Gioia, vieni qua. Siediti in anticchia. No, la canzone sotto, ragazzi. Risciuri di tutto l'anno. Clarissa, ti dispiace? Ah, Enzo. Vitti che ne chiuro che ti idea. O padrone ci piace macellare sa carne. Ci dico che apprezzasti. Io te ringraziare. Pugiavaglio. Per tutte cose. Hai da ringraziare. Se ci vuoi mostrare riconoscenza, travaglio assai e non fare minchiate. Ok. Poi, che festa. Vivi. E finché è festa, godi, Enzo. Buono, eh? Minchia buono. Minchia sei buono, eh? La murica. Ah, Tino. Il cuore e l'anima di ogni occasione. Un vecchio amico donna, una specie di consigliere. Quindi lui è il consigliere, ok. Che conosce a ok. tutti, a cui c'è a domandare aiuto, a cui è meglio lasciare perdere. Muto e Talia. Era insegna tutto chi che sebbe. Bel consiglio, Luca. Ah, finalmente, l'ospite d'onore. Ok. Si innamorò Enzo. Chi da qua? La figlia di Don Torrisi. Signori, amici, famiglia. Se siamo noi tutti e festeggiamo la mia figlia bellissima, Isabella, che oggi fa o santo. Certo. A salute. A salute. Salute. E Isabella è contenta di vederci. Hai capito, Enzo? Dalla sfortuna alla fortuna. Sì. Il palio. Bello, eh? Un cavallo c'è. Qui è passato un po' di tempo, perché noi abbiamo i capelli adesso. Ancora a finire, qua. Non ne stanno riendo. La festa di San Celeste, come a tutto l'anno. Ci vanno tutte per cavalcate, una costa dei cavalli. Ci sono fantini in ogni città e spesso finisce a schifire. Con le varie famiglie, con i vari cavalli, con il palio, certo. Ma tu ci stai mai una cosa così? Non c'è io mai a San Celeste. La cosa che conosco però. Te sai che vincono sempre chi di colle zolfo. L'uomo spataro? Fitosi. Consegniamo tutte queste cose a così veri che minchiate sentiste. Esatto. Buono, qua siamo. Sei pronto a insegnare i tuoi misteri? Aspetta un attimo, ancora ne amo. Ma noi diventeremo fantini? Faremo parte del palio? Chissà. Per consegnare una cosa. Non ti do mescolo solo, E ci mancasse. Amone, muovi amone. Amonenne. Disse, amonenne. Allibirti. Il capo carretto non capisce più niente. Poi mangia 7 chiù.
Ma fedele, la vecchia serie mia che cazzo. 80 anni ha e ancora consegno vino a Don Turrisi per data vardata. Ci pensa Don Torrisi a Eddie? Enzo, Don Turrisi a tutte pensa a sti bani. Sei andata a moto e insegnati. Ecco, hai capito Enzo? Palia e impara. Travagli per Don Torrisi. 20 anni a sgarranzietta. Smisi contarlo. Quanto ci puoi toccare? Mio padre allevava bestiame in capo alla collina. La notte arrivarono i briganti. A mio padre ammazzarono. Don Turrisi fu chi che mi aiutò. Mi dispiace. Allora Bello. puoi stare. Mi pareva il contrario. Chi morire? Mi pareva che te ne voleva la America. A cercare dato fortuna, come a tante altre. Chi Beh. ti voglio io qua? Ah sì? Che cos'è che vuoi, Enzo? Mi volesse fare la mia vita. Tu sei un bravo travagliatore, Enzo. Sta fila a fare i cose. Ne farai assai. Ok. Beh, alla fine gli sta dando ottimi consigli, Un tempo buono, Un palo arreniesce. Mi fa tenere con le zolfo. E da leva che sai se eccetava. Ora lo saccio perché. Sarà difficile battere. Ah, non ci aveva mai nato. Già vince qualche volta, è capace che vince a Riene. Sa fera? Davide Arnaldo. Con vincere sternata vuol dire che sei messo in tuo mensore, cavolo. È la prima volta a San Celeste. I domenica assai ne buttavano a con le zolfo con carrietto. Non ci fu mai a così lontano da Perrera. Enzo, sternata ti fa sapere il paese. Don Torrese aveva a fare con una pochi gente gioco. Ci vinno o vino? O vino. E magari altre cose. E magari altre Ora cose. ci ho passato, mannaggia. Non fare troppe domande. C'era un aiuto a tutti chi che hanno santo a votare, o chi vogliono difendere qualche cosa. E in cambio ci portano gratitudine e rispetto. O suo nome, magari piace smorca. Tutte quante sa recampare questa cosa. E cosa stai sentita per la gente ravallata? O giorno Ropalio si ferma tutto. E tutte festeggiano. Oggi no però. Per noi oggi, prima ci sull'affare. Sempre. Ma scusare, io... Tranquillo, lo saccio. Ti spiegavo solo chi che ne distingue di riddene che zappano nega. Accosta, fermo. Fermate qua. Sì, che a me dà furia. Maledetto. Maledetto. Per cui è la consegna? E Pasquale, amici di famiglia. Una giusta macchina, motora. Tutto quello che ci portiamo. E... ne procura magari cose che non si trovano a da banda. Enzo, ma può pigliare da cascia. Dai Luca. Prendi anche tu una cassa, no? Poi a gioco, a San Celeste. E preghiamo il signor Ruzzo che ne fa arrivare sani. Enzo, vieni con me. Vai. Pure il cancello mi deve aprire. Un putiato rapido cancello. Niente. A ca compare nostro. Stronzo! Oh, Pasquale. Oh, Luca! Ti ha fatto affegare, sì, Enzo, capa a tavola. Toma, c'è buono sta. Sempre la stessa. Un minerone mai c'è qua. Non mi pare che questa visita è di cortesia. Perciò, 50 Roger Ottone, i nostri amici era cereale. Ti rogni a te, ma ci a fare nascere magari un bello quotidiano penso. Ok. buono di mio. È un picciotto che ci tagliò la faccia a bastoni. I due. E ancora sta campando. I due sì. lo conosce meglio di tutta l'auge. Enzo, te lei che c'è entrata da cascia. Ok, quindi non c'è del vino dentro la cassa. Dinari. I dinari, ovviamente le monete, sono la valuta criminale che si ottiene dai saccheggi. I dinari si possono utilizzare per acquistare armi, veicoli, cavalli e abiti da qualsiasi guardaroba, garage, stalla o armadietto delle armi. Trinagria. Le trinacrie sono pregiati manufatti dell'antica Sicilia. Puoi scambiare le trinacrie che trovi per ottenere dinari al negozio di Pasquale. Cammina, Enzo. Ok. Scendi sotto, ci pensa me mace. Ma cura chi lo che dice davanti a Quindi compra un coltello.
Don Torrisi, ma vi sta per donare. Ieri sera vinni Cesare che i picciotti e portò una bottiglia di whisky americano. E quindi sei un po' Ancora combriaco. girati esta. Eh Però le certo. tue scuse. Un signorozzo solo sape un ne finio. Se ne io a mezzanotte a cercare sticchio. Scusate, quindi Cesare è andato a cercare Sticchio, che ovviamente, ragazzi, lo Sticchio è un apparato femminile e quindi, vabbè, avete capito, no? È andato in cerca di femmine. Privato. No, vabbè, ma è bellissimo, ma non c'è nulla di politically correct, ma è bellissimo. Sa bene rica, signora. Un cutietto ci cava. Gioco, un c'è un tavolo. Cioè, quindi questo è l'emporio con la signora buttata lì sulla sedia, stravaccata, che praticamente ci osserva e lei nel mentre vende cose. E tra un coltello e l'altro, ovviamente, ci sono le foto della Madonna, ci sono i santini, i crocifissi, ma è tutto meraviglioso. Ora qui... È una cenacria, un simbolo antico della nostra terra. Assai valori ave. Se ne trovi una, poi ti milla mia, capisti? Portamilla mia, capisti? Io ti pago. Io ti pago, grazie signor, tranquilla, ci porto, si trovo ci porto. Qua abbiamo una volpe, che cos'è? Secondo tia, era la villarina vedova. Bella madre, che piccioli hanno, che marazzi si inficcano in casa. E quindi io posso comprare questa cosa per 5.000 denari? Giustamente c'ha ragione la signora, più la gente è ricca, più vuole cose stravaganti a casa. Come darle torto? E qui finalmente arriviamo ai cuteggia. Coltelli. Scegliere il coltello perfetto può fare la differenza tra la vita e la morte. Oddio, non lo so, Visto l'IA di prima, penso che qualsiasi coltello sia uguale. Ogni coltello presenta diversi attributi. Tieni premuto LB per aprire il pannello armi, poi premi B per estrarre il coltello. Tutti i coltelli possono essere usati per forzare le serrature ed effettuare uccisioni furtive. Alcuni coltelli possono essere lanciati o usati per abbattere i nemici in combattimento. Tutte le azioni speciali si attivano a secondo del contesto usando B. I coltelli perdono il filo quando vengono usati per le azioni speciali. Per affilare un coltello devi usare una cote. Le lame per integrità elevata richiedono un minore affilettatura. Ok, quindi ci sono coltelli che vorranno essere affilati di meno e coltelli che invece saranno più inutili. Per il resto alcuni coltelli si potranno lanciare. Utile la cosa che si possono lanciare coltelli perché mi piacerebbe fare l'assassino, diciamo. Scannaturi speciale. Questo è il coltello che abbiamo adesso. Cura Enzo quando abbatte un nemico lanciando un coltello. Ok. La gittata di lancio del coltello è aumentato, quindi questo qui lo possiamo lanciare. La vipera, ok, tipo scannaturi, quindi è dello stesso tipo. E poi c'è l'ulupu. E lupu, no, non si possono lanciare, però questi si possono usare per abbattere i nemici in combattimento. Quindi invece di sparare o soffocarli o cose del genere, li possiamo uccidere direttamente con il coltello. Interessante. Paladino, guerriero, dragoni, ovviamente. Poi abbiamo lo stiletto che hanno un'integrità elevata, quindi questi qua si danneggiano molto lentamente. Ovviamente questo qua è quello più utilizzato, quello più visto nell'immaginario collettivo. Ok, lo prendiamo perché non lo paghiamo. Grazie, signora. Grazie, signore. Ora, non vi tagliate. No, non ne tagliamo, stia tranquilla. Sogna attento. Sento il peso. Insegnati. Se sa come si usa, dopo sai imparare la vita. Osaccio, già vincevo una sciarra. Non è che vinciste, ne sciste vivo. Esatto. Se ci tieni a campare, è meglio che ti insegni a combattere bene. Ok. Quindi addestramento? Con freminchiate. Non t'ammascare, Teresse. Ma... A chi te comandate?
li facciamo sempre. Se ti capita, ti fare rispettare. Non ti scantare mai. Se cominciano id, tu finisci. Se ti pacceccano, o scassano la minchia ai toccare, tu l'ammazzi. Lo capiste? Ora, ti faccio aprire una poche cose. Va bene, Luca. Mostrami la via. Go kid. Amone. Prima fammi a bere come mi pigli. Amone, prova a nagliarmi. Aspetta. Non t'allontanare. Concentrati. Brava, arriere. Carriere. Ah, mi feci putteri. Fammi vedere, non so cosa fare, Enzo. Buono. E poi? Non t'arrendere. Amone. Ok. Devo imparare bene le schivate. Buono. Ah, Cosa che un po' ecco in tanti qua. sai fare. Ora a capire quando te nagliere in arriere. A così vanno a voto l'avversario. Ok. Ora ti attacco io. Ah, perché prima non mi hai E attaccato? poi pare. Quindi si può parare. Approfitta il vantaggio. Capiste? Sogno pronto. Va bene. Quindi parare. E là. Non ti risparmiare qui, Luca. Sai imparare. A imparare. Imparo, tranquillo. Amone. Scimunito. Ti faccio la schivata, poi te la paro. E poi ti capuggio. Fammi vedere, non so cosa fare. Ecco qua. Il tuo nemico sono troppo forte per pararle. Quando succederà così, ci fa perdere l'equilibrio. Aspetta un momento giusto e poi te cansi. Giusto. Un picciotto ci sa fare, chi si assicura? Questi non si possono parare. Ok, sono illuminati. Buono. Classico. Minchia. Sta concentrato. va! È importante. Minchia. Oh. No, a così. Troppo tardi, devo farlo prima. Ok. Insegnate questo. Ora mi difendo io. Tu attacca con tutta la tua forza. Vere se trase. Devo imparare le schivate per bene, eh. Una feddoleata, eh. Manco molto feddoleto. Dai, picciami. Mi piace troppo i termini che utilizzano, sono ricercatissimi. Amore. Ah, così? Ah, così. Ah, quindi questa apre la guardia. Quindi questo è un colpo, perfetto. Oh, Matte. Fammi vedere, non so compararsi. Ok, ora dobbiamo combattere. Più veloce, che forza. Ah, Minchia. vieni qua. Ah, Minchia, volevi? Ti trovo con coltello. Ho preso. Mi pare buono. Ah, ora con il coltello? Ma io così ti figliulio vero. Carissimo Luca, io non ti voglio stoppiare. Così un favore che stancare. Ah, mi stoppiasti? E ora ti stoppio io. Accotenrio. Che fu? Pensi che la gente ci valleggia con te, eh? Però bellissimo. Non t'addannare. Io so Anna che ha combatto. Perfetto. Ciao, spero tu giusto, Enzo, eh? Cerca di usare magari il cervello. E bere casciata ne fai assai. Grazie Luca, grazie. Impareremo a schivare e ad essere più bravi.
In ritardo siamo, amone. Ammonì che già lo pali ha cominciato. Amone, che ha cominciato palio, muoviamone. Pasquale, Enzo cosa nostra. Si giù viene, mettete a disposizione. Sempre a disposizione, Sogno. Teneci un occhio vivo con Pasquale. Ancora non ti fare fottere. Ancora non te fare fottere. Bellissimo. Ormai mi sentirete dire solo bellissimo, bellissimo, perché è vero, ragazzi, è bello. Ne abbiamo a annacare se vogliamo vedere la corsa. Amone! E quindi dobbiamo spronare il cavallo adesso, perfetto. Ammonì! E vabbè, ma poi che vi devo dire con l'estetica, ragazzi? Che vi devo dire? Cioè, ma vi rendete conto quanto è bella la Sicilia? Sembra uno dei tanti paesini che si trovano da noi. Tuttora, nel 2025 sono così. Io pensavo di essere bravo, ma alla fine mi mia. Non sai come si dice. Cavalcare è cosa i picciotti. Certo. Troppe cose che fare hanno, Enzo. Pare che mi stato puntuale. Oh, non ti sguardare. Ci sono magari spadari chi so picciotti. State muto, rape l'occhi e non fare minchiate. Ah. Quindi gli spadaro qui ce l'avranno con noi, ci guarderanno male. Buono, buono. Don Torrese qua, La sottienda. Stiamo attenti, oh. Che mi pare che si svegliò sto. Enzo, amone, andiamo a presentare nei Don Torrese. Vate nell'antica in giro. Ne vedremo una tenda di Don Torrese. T'aspetto da sotto. Ok. Io facessi attenzione. Bati, cosa ti inteffetosa? Allora, qua c'è veramente una persona di umore scontenta. Minchia, Arnaldo male si sente? Senza Fantino è rimasto. Stavo consegnando. Che fu? Hai visto Arnaldo? Un po' a cavalcare. Manco a getta si tiene, schifio hai tu. Cesare, tu bestia. Si può il nostro Fantino a ambracarsi e a faccare. Il tuo paio boitello in semola un'ora fa. Grandissimo. Allora che va a fare? A corsa io non ci rinuncio. Posso correre io, Don Torresi? Luca. Che minchia ci fa, casto veitano? Safira cavalcare. Vedeste che se fa mai spataro, no? Buono. Buono. Enzo. Ecco che siamo saliti di livello, Enzo. Ci sono cristiani assai a tagliare a correre per San Cialessia, ma rappresentando la famiglia e la mia reputazione. Che dici da fare? Grande responsabilità. O Fantino c'è. Allestetelo. E abbiamo preso punti pure con la figlia. Devo per negare le difetose del spataro? O lo può fare? Quindi adesso dobbiamo fare la corsa. Che bello. Signori, prendete posizione. 2 giri attorno a San Celeste. Ai posti. Pronti, via! Un nudo. Devo vincere la corsa. Vai, vai, vai. Prendo piede. Tutto il paese mi guarda. C'è il palio, devo correre. Mamma mia. Ma siamo tutti accalcati.
Devo utilizzare il turbo nel momento giusto. Vediamo se... Ci hanno appena gridato, non ce la posso fare. Vediamo, vediamo. Tanto prendo posizione. Dai. Dai, sono quarto. Ah, tu prendi lo slancio, eh? Devo fare in modo di avvicinarmi a fare lo slancio. Oh, ma guarda come sono aggressivi, oh. All'ultimo giro, ce la posso fare. Ce la potremo fare. Che forte. Amone. Oh, ma stanno veramente... Ai. Ai. Corri. Minchia. Questo ha recuperato posizione. Ok, ha rallentato. Vai, su. Vai, fuochi d'artificio. No! Dai, dai. L'ultimo scatto. L'ultimo scatto ed è nostro. Ora io non lo so se è facile vincerlo oppure meno, eh. Ero lì nel dire forse sto perdendo. Non lo so, rimaniamo nel dubbio. Dicevo, non sapere a cavalcare. Tanto te sei felice come un peccereddo, fu. Vieni qua. Chievete. E la Romienzo. Vedremo se ce la fate l'anno che viene. Spadaro coglione. Forza San Celeste! Spadaro coglione! Evviva! 50 anni! Che attento sta cosa. Prima ripetutteggio, dopo come fantino e ora come donna e patrono. E lo sapete tutti, cadente, mi fa più contento di quando vince San Celeste! Evviva! Le tradizioni, come chi di nostre, lo fanno diventare più forte a San Celeste. Ora facciamo festa, avanti, e battiamoci in mano al nostro vincitore. Grazie, grazie, grazie. Viva San Celeste! Addevitetevi. Quindi- Minchia che gara. Tanto mi emozionai che quasi mi scuidai ciò che ve ne sta a fare. Consegna queste cose con gli omaggi del Don. Bravo Picciotto, bravo, bravo. Adesso siamo entrati nelle sue grazie. Grazie, Don Tino, eh. Piazza Garibaldi 44.
Dovesse essere qua vicino. Tale cuccè. Che ci facete qua sotto? Una passeggiata. Lì c'era troppo schifo per i gusti miei. Va bene. Amonenne. Allora, qual è la prima tappa? Un numero 8, signorina. Più avanti. Un numero 8, signorina. Enzo. Sì, signorina. Voglio dire Isabella. Parlano su di tia. Da fuggiasco a diventare Stefantino campione. Complimenti. Vostro padre fu gentile con me. E io cercai di essere d'aiuto. E oggi aiutassi assai. A me padre non ci piace fare mala figura. Mi auguro con tutto il cuore che ti sarà riconoscente. Lo sarà, lo sarà. Siamo arrivati, perfetto. Lei come si mette in posa lei? Ci aspetta. Che c'è Isabella? Mi potete... Che facessi tu senza Remia? Niente, la stessa cosa di prima. Non c'è bisogno che restate qua, Isabella. Chi siamo su cose per voi. Ah, e perché? Io lo decido come passare il tempo. E poi, potessi essere di buona compagnia. Un minuto, uè. Ah, signorina Torrisi. Le teste di Moro, raga, guardate la testa di Moro. No, sulla sogno, mi dispiace. Mio padre sta ancora festeggiando la vittoria. Ah, sì. È buono. Signorina, io mi volevo scusare perché un minne la settimana passata. Non ci vuole mancare il rispetto. Il fatto è che mi hanno appaghiato a spirugliare una cosa. Non vi preoccupate, sicuro che mio padre capisce. Prego, favore dare una bottiglia. Picchiatevi la sta bottiglia, dai. Grazie a tutte e due. E a Don Torrisi, naturalmente. Naturalmente. Buono. Avanti il prossimo. Le ombre, ragazzi, i dettagli delle ombre, le E io piastrelle. che saccio. Pare che avete conosceva. Guardate qua. Cioè, ma sembra reale quasi. Mi conosce perché ci interessa arrivare a me pace. A certo. San Celeste, tutti amici di Don Torrisi vanno essere. Sai che io rumila zii? A essere sano. Avere tantissimi zii, certo. Io mai lei ha avuto una famiglia. Manco io. Adesso che non l'hai più. E ora? Non è che magari? Dice... Pianino a Gavi. Dall'altra parte del paese. Pare che ci piaci sta assai a Tino, eh? Pare che un vero l'ora che me ne vaio. Così è Tino. Non è che la tia, ma perché? Tu te ne vuoi ir? Ora come ora no. Almeno sino a quando hai un ciavaglio e un letto per dormire. Giustamente. Allora, spero che Luca te non ha altro a che fare. Fosse buono. Penso che potesse essere felice qua. Sogno raccolto. Praticamente Isabella non vuole che ce ne andiamo perché ci sta tenendo d'occhio. Giustamente dice, qua c'è carne fresca. Un attimo solo. Hai a fare una cosa. Che devi fare? Ti devi rinfrescare, Isabella? L'acqua è potabile lì? No, perché di solito non è potabile da noi l'acqua, eh? Che cosa? Una volta qua ci veniva come mace. Non c'è più vostra mace? No, non c'è più. Mi dispiace. Dicono che sta fontana avi l'acqua benedetta. Si preghi, a voi tu non si vota o meglio. Chi fa? A volere una preghiera con mia? Ricetene una per mia. Come preferisce? Ave Maria. Chi ne è grazia, proteggici con tutto il tuo amore, come a me madre in tuo cielo. Insegnaci a noi peccatori a bontare il tuo cuore e poi te ne felicità. Amen. Qualche volta ma non sarà contenta? Sì, qualche volta sì. Amonini, che dobbiamo camminare assai per Ninagavi. Facete sciata. A chiazza, più avanti. E a me poi preferiti di San Celeste. Ah, c'è sì? un panorama bellissimo, la montagna di tutta vaggiata. E c'è pace assai. Mi pare come se non ci fosse nulla, oppure con tutti i gente piere piere. Minchia.
Gli spadaro. Oh, Attia, Caruso. O devi chiamare Galoppino ora, Ne faceste resciata, spaccapecci. Devo permettere magari una bottana. Alli a giocare. Ci manca assai, Omello. minchia. Magari ci posso puittare un rogodino. No. E a me rispettare l'unurica. Amba, cappa l'ombra. Chi è? Chi spacchio vuoi fare? Dai. Stava salutando, Caruso. Era solo un saluto. Vieni qua, che ti figgio tutto. Vieni qua, che ti figgio. Vieni, avvicinati. Pizzo di me. Ma come ti permetti? Vieni qua. Ai. Ti faccio rimpiangere che non vorresti andare per Herrera. Avvicinati. Non mi può scazzare per sempre. Ah no? Ti figgio. Tu non aveva bene, raga. Spaccagli il braccio. No. Sbagliai a mettere te contro me. E ora lo vediamo se ho sbagliato o meno. Prima mi va a pigliare, vaghiola. Questo scriva bene, eh? Vai. Guarda come vai. Buono. Yeah. Belli. Comunque i combattimenti sembrano molto reali. Oh! E te venne! Non venisce qua, Caruso! Pigli bottana, mi fate bere recchione. Enzo mi sai boh, ma di finio. Sì? Uomo d'onore, sogno. Buono. Quando c'ha questi cristiani in foundation. Arrecampatevi. Isabella. Non ci dicete niente a vostro padre. Come no? Abbiamo salvato il culo, glielo devi dire subito. Ci fecero cose? Scelto che no. Hai coraggio, Enzo. Facci sta cosa giusta. Ma fare sapere questa Isabella è proprio una minchiata. Se non c'era io era da cantonera, te poteva finire ma l'assai avogio che spataro. non ci fa Molto niente. ma sentire. Sto pataricchi. U donna ci tiene assai a suo figlio e chi sto a capire. I gente vedono cose senza malizia, ma ci quittigliano sopra lo stesso. Non a succedere. Sta cosa è restata mia e tia. Lo capiste? L'ho capito. Sì. Buono. Amonenne. Ragazzi, questa cosa è una cosa che ancora è radicata da noi, in generale nel sud, ma soprattutto da noi in Sicilia. Che se c'è una ragazza di un determinato rango che si fa vedere con qualcun altro, tutti spettegolano. E guai se si spettegola prima ancora di ufficializzare qualcosa. Cioè, diventa una mancanza di rispetto quasi per la famiglia. Quindi immaginate che qui è il 1904, quindi è molto più amplificata la cosa. Adesso è un po' più ammorbidita, ma nel 1904 guai se ti facevi vedere con qualcuno. Disonoravi la famiglia, cioè. Comunque il pizzo si chiama questo. Quindi già dal nome dovreste capire. Quindi noi abbiamo ricevuto una lettera. Ringraziare per la protezione a San Celeste.
Spero che non terete A problemi. te, Caruso. Ti va cercando Luca, è fuori di stare. Alfio. Se venendo. Perché non ci manda un pezzino? Minchia, ma tutti stronzi sono, non se ne salva nessuno. Si è curiosa assai, Enzo. Se vuoi parlare ancora, incontriamoci in giardino. Ah, A nudo Ciurico. quindi loro stanno amoreggiando in segreto, senza che il padre sappia nulla. Cosa volete fare? La classica puitina? Ve la volete squagliare? E dove venni i puiti? Minchia, quello Tontorrisi, Se lo sapi ti fa a suco. Quindi nulla, io metto la webcam perché è arrivata l'ora dello staccamento, del chiudere la live. Allora, ragazzi, io vi ringrazio di aver passato insieme a me le vostre 3 ore. Io mi sono divertito un sacco. Ho riso tantissimo, ovviamente l'avete sentito. Non ho nulla da dire se non che il gioco per adesso è un gioiellino. Il doppiaggio è top, graficamente è top, la storia, seppur un po' pilotata, è romanzata bene e diciamo che fila liscio, tutto quello che ci viene mostrato è coerente con la Sicilia del 1904. Quindi io mi ritengo soddisfatto e non vedo l'ora di continuare Mafia. Mentre per tutti quelli che stanno guardando il video su YouTube, vi ringrazio per il supporto e cuore, state attenti picciotti. Da Salvo è tutto, arrivederci.